Aumentano ancora i positivi lungo l'asse del terraglio tra la caserma Serena e l'azienda tra Mogliano e Preganzioldo, dove è stato individuato il nuovo focolaio di Covid, cui fino al 29 luglio lavoravano 10 migranti provenienti proprio da Casier, ma per avere certezza sul nesso di causa tra la presenza di migranti e virus in fabbrica sono in corso diverse analisi. Il gruppo dell'igiene pubblica, dottoressa Pupo e dottor Ramigni, stanno indagando proprio per verificare se effettivamente è partito da uno dei soggetti che è all'interno della caserma ex Serena. La contabilità di fine giornata parla di 26 casi totali rilevati tra i lavoratori in meno di 24 ore, dato che comprende anche i familiari di un dipendente positivo. Numeri che sembrano destinati a crescere anche perché si attendono altri esiti. Solo nelle prossime ore saranno tamponati altri 70 magazzinieri autisti della ditta. L'altro fronte è quello dei casi da importazione, come dimostra la positività riscontrata di primo mattino su 3 conviventi della donna ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello dopo essere rientrata dalla Spagna. Proprio il nodo dei rientri è all'esame di una riunione tra governo e regioni, dove la proposta del ministro Speranza è quella di procedere a test rapidi per chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Daremo informazioni di questo, ma lo stanno facendo un po' tutti i colleghi, siamo tutti in linea, nel senso che la preoccupazione è quella del virus di importazione. In attesa di provvedimenti da parte del governo, l'ULSS 2 Marca Trevigiana ha diramato ai medici di base una nota perché sensibilizzino i loro pazienti di rientro da un viaggio a fare il tampone. Il messaggio è questo: guardate, contattate il servizio di igiene pubblica, contattate il vostro medico curante che è la sentinella vera che abbiamo nel territorio, e poi venite a fare i tamponi. Questa è la garanzia per voi, per i vostri amici, per i vostri familiari e per i vostri nonni.